Buonasera, allora presentiamo il libro dal titolo Sola ma pur sempre con te di Alessia Rati, che è qui accanto a me. Allora, il suo romanzo contiene in sé vari generi letterari ed è forse il pregio maggiore di questo libro, perché è una sorta di romanzo di appendice, un pochino i romanzi dell'Ottocento, romanzi Jane Eyre, Orgoglio e Pregiudizio, però è anche un testo introspettivo, è un testo che fa riflettere sull'aspetto umano, sulla quotidianità, sui dolori della vita di tutti i giorni e riesce veramente a catturare e a tenere viva l'attenzione del lettore. È la storia di una donna e di un grande amore che supera le barriere del tempo ma anche dell'eternità, proprio dello spazio. E soprattutto è un libro che non è mai banale. Allora, è il titolo, Sola, come dicevo, ma pur sempre con te. Quindi il titolo potrebbe teoricamente farvi immaginare ad una soppopera, un romanzo d'amore, quei romanzi un po' tra virgolette smielati. Non lo è mai. Quindi il titolo è un messaggio, adesso poi lei ci spiegherà perché, però è un libro veramente pieno di riflessioni e poi lo vedremo meglio. Allora, volevo chiederti come ti è venuto in mente di scrivere questa storia, nel quale il fil rouge è sicuramente l'amore in tutte le sue sfaccettature. L'amore è quello forte, quello che ti fa battere il cuore, quello che ti fa veramente andare avanti nella vita, nonostante tutto, come ci spiegherai, e se ti sei ispirata a qualche autore in particolare e se c'è qualcosa di autobiografico in questo libro. Non nasce come un libro, nasce come una raccolta di appunti su un block notes e poi ha preso la sua forma. Da sempre avevo passione per la scrittura e per la letteratura, però ogni volta che scrivo qualcosa non riuscivo a trovare quell'ispirazione giusta per andare avanti. Quando capita questo entra in gioco poi la vita, che cambiando le dinamiche che ha tracciato ti fornisce l'ispirazione di fare qualcosa, e quindi questo libro prende spunto dalla realtà, ma come un po' tutti i libri, anche quelli di fantasy o surreali, comunque hanno sempre delle emozioni, delle coordinate che sono reali, magari poi gli eventi non lo sono, però prendono spunto da ciò che noi conosciamo, perché quello che possiamo scrivere è quello che poi arriva alla gente. Questo libro però prende un po' più spunto dalla realtà, quindi parte da un evento, una storia vera, perché a volte la realtà sa essere anche più ha delle trame diciamo più particolari rispetto alla finzione, e quindi ti dà tutto quello che serve poi per poter scrivere. Il titolo, come tu dicevi, nasce diciamo da una canzone. In realtà il protagonista, la persona a cui è ispirato il protagonista, amava questa cantante. Questa è una canzone della Pausini, e anni fa, ascoltando questa canzone, quando è arrivata questa frase tra te e il mare, la canzone di Sola ma pur sempre con te, io ho subito associato questo al mio libro, e quindi ho detto questo sarà il titolo, in un momento in cui il libro ancora non aveva una sua forma, non c'era, però mi piaceva questa idea, questa contraddizione della solitudine con una presenza. La storia ovviamente parte al contrario, quindi lei ricorda e questo ricordo prende vita, e quindi dà vita non solo a lei ma anche a ciò che la circonda, la casa, gli oggetti, a tutto, un ricordo vivo, perché la presenza non è una presenza distante o persa, perché nel libro insomma lei cavalca molto l'idea per cui niente si perde davvero, e ciò che l'anima sceglie di toccare, l'anima sceglie di portare con sé per sempre. L'amore romantico, cercato, bramato, scovato, osteggiato, inseguito, esploso, in grado di armare popoli, muovere eserciti, far crollare imperi, attraversare continenti, ma la sola forza a far cambiare dentro, a restituire identità abbattendo le maschere di paura e di ricerca di consensi, maschere che dovrebbero farci sentire meglio, ma ingannano noi stessi e gli altri, celando un io che modifichiamo e tormentiamo, ma che è l'unico in grado di innalzarci e di metterci in risalto. Vince sempre, non crediamo mai al contrario. Le approvazioni che derivano da noi sono superficiali, vuote, prive di fondamento, come le persone da cui provengono.
solo che è falso, approva cose false, perché parla lo stesso linguaggio. Chi dà ascolto ad altri canali se ne accorge subito, perché non riesce a sintonizzarsi su quella rete, comprende le bugie. La personalità violata fa crollare fiducie e coscienze, non genera niente ed è incapace di costruire rapporti duraturi e di affetto. Il suo proliferare negli ultimi tempi l'ha resa causa di forti squilibri, di abbandoni, separazioni, di legami monocorde ed egoistici, che poco hanno a che vedere con gli slanci emotivi di un passato sì epico e leggendario, ma non poi così lontano e solo.